Nella raccolta biblica dell'Antico Testamento troviamo una serie di racconti brevi che è difficile collocare in un ambiente preciso. E allora propongo di raccoglierli come teologia narrativa, nel senso che si tratta di racconti con scopo didattico. Sono narrazioni finalizzate ad un insegnamento teologico. Ne prendiamo in considerazione 5. Ruth, Giona, Tobia, Ester e Giuditta. Potremmo definirli libri storici, ma sapendo che storici non sono, forse c'è un fondamento di storia, ma si tratta di romanzi storici a scopo didattico. Il libro di Ruth è inserito fra il libro dei Giudici e il primo libro di Samuele, cioè nella raccolta degli storici della tradizione deuteronomista. Ma in realtà non appartiene a questa scuola. È un'opera scritta nel post-esilio, probabilmente nel V secolo, per dimostrare una tesi teologica. Che cosa racconta il libro di Ruth? La storia di questa donna moabita. Moab è una regione orientale, si trova al di là del Mar Morto e nella tradizione di Israele è sempre stata considerata una nazione immonda, proprio schifosa, da tenere lontano e disprezzare. Questo libro invece racconta di una donna moabita che è una buona, una santa donna. Una povera famiglia di Betlemme, per mancanza di cibo, si trasferì nel territorio di Moab. Un uomo con la moglie e 2 figli maschi. I figli si sposarono e presero delle donne straniere. Poi gli uomini morirono e rimasero solo le donne. La vecchia Noemi decise di ritornare e congedò le nuore. Una volse le spalle e se ne andò, l'altra, Ruth, volle rimanere con la suocera. Le 2 donne ritornarono povere e sole a Betlemme. Ruth andò a fare la spigolatrice, a raccogliere il grano caduto nei campi. Venne addocchiata da un certo Booz, padrone di quel campo, lontano parente della sua famiglia. E alla fine Booz sposa Ruth e dal loro matrimonio nacque Obed, che fu il padre di Jesse, che fu il padre di Davide. Questa storia di povere donne finisce con la genealogia del re Davide. Quando il libro fu scritto, era assolutamente proibito sposare donne straniere. L'autore di quest'opera racconta che ci sono delle donne straniere buone e sante. E se in antico si fosse applicata questa regola, non sarebbe nato il re Davide, perché Davide discende proprio da una donna moabita. L'autore è un fine teologo, il quale, anziché fare dei ragionamenti astratti, racconta una storia con una morale molto precisa. È l'apertura agli stranieri,
alla possibilità del bene anche fuori dei confini di Israele. Molto vicino a questo autore di Ruth è l'autore di Giona. Il libro di Giona è inserito nella raccolta dei 12 profeti. Ma è un libro diverso da quello degli altri profeti. Non contiene oracoli, ma la vicenda stessa del profeta. L'autore narra in 4 quadri la vicenda di questo profeta, il cui nome significa colomba. È la storia del profeta Colombo che, mandato da Dio a Ninive, disobbedisce e anziché andare dove gli era stato detto, va dalla parte opposta, si imbarca verso il lontano ovest, prende la nave diretto in Spagna. Ma la nave attraversa una grave tempesta e rischia il naufragio, finché i marinai non buttano in mare Giona, responsabile di quella tempesta. Buttato in mare, Giona viene ingoiato da un grosso pesce e rimane 3 giorni e 3 notti nel fondo dell'abisso. Poi Giona, pentito, riconosce il proprio sbaglio e supplica il Signore. E il Signore comandò al pesce di rigettare Giona. E Giona si ritrovò sulla spiaggia al punto di partenza. Terza scena. Il Signore riprende dall'inizio. Disse a Giona: va a Ninive e predica a loro. È una missione agli altri popoli che Giona non aveva voluto fare e adesso esegue. Va a predicare nella grande metropoli, la città dei peccatori per antonomasia. E quei peccatori si convertono, ascoltano la predicazione, cambiano, fanno penitenza e Giona si arrabbia. Quarta scena, si ritira sulla montagna infuriato con il Signore, perché anziché distruggere quella città, li perdona. Giona vorrebbe morire. Fra l'altro è appesantito dal grande caldo. Il Signore fece crescere una pianta di ricino per fare ombra a Giona, il quale trovò sollievo in quella ombra. Ma nella notte il Signore mandò un verme a rodere le radici del ricino, il quale si seccò e Giona si arrabbiò di nuovo, maledicendo il suo giorno. A quel punto il Signore pone la domanda con cui il libro finisce: ma ti sembra giusto essere arrabbiato così? Tu ti dai pena di un albero per cui non hai fatto niente, e io non dovrei preoccuparmi di Ninive, la grande città, con tutta quella massa di gente? Il libro finisce con una domanda. Anche in questo caso c'è una teologia di apertura agli stranieri. Giona rappresenta il popolo stesso di Israele. Nella prima fase è il popolo disobbediente, peccatore della storia antica che fa naufragio. Il grande pesce che inghiotte Giona è il simbolo del caos, è il mostro della confusione, è l'esilio, è la rovina a cui è andato incontro Israele, il grande fallimento, da cui però viene fuori. La storia ricomincia. L'autore vive proprio in questa fase di ripresa della storia di Israele. Ricomincia la missione. Il popolo di Israele, cioè il profeta Giona, è mandato agli altri popoli. Israele deve comprendere come la propria missione non sia quella di chiudersi, ma di aprirsi, non di isolarsi, ma di annunciare alle altre nazioni l'opera di salvezza di Dio.
Giona fa una brutta figura, fa la figura dell'uomo meschino, chiuso nei propri problemi, preoccupato solo di sé, mentre l'autore teologo mostra la grande apertura del cuore di Dio e l'interesse per tutti i popoli. Gli altri 3 libri di questa teologia narrativa hanno un livello teologico meno elevato. In compenso contengono delle storie con molti più particolari. Sono autentici romanzi, soprattutto la storia di Tobia, una storia di promessi sposi, una storia di 2 giovani che finiscono per sposarsi dopo tante peripezie. Il giusto Tobi, nonostante la sua onestà e l'osservanza scrupolosa della legge, diventa cieco. Si ripone il problema che aveva già affrontato Giobbe. Come si spiega il dramma di un giusto che subisce una disgrazia? E il romanzo racconta come questa disgrazia debba essere interpretata come una prova. Il vecchio Tobi, divenuto cieco, vuole mandare il figlio Tobia dall'altra parte del mondo a recuperare un deposito economico, una bella somma di denaro che aveva lasciato tanti anni prima presso un parente banchiere. E quindi inizia il viaggio. Tobia parte per un lungo viaggio per recuperare il tesoro. Compagno di viaggio sarà l'angelo Raffaele, che è apparso in forma umana, si presenta come Azzaria, nome che è tutto un programma, vuol dire Dio aiuta. E l'angelo Raffaele accompagna Tobia in questo viaggio di iniziazione umana. Durante il viaggio, in una notte, mentre scende nel fiume, Tobia viene aggredito da un grosso pesce. Raffaele invita il giovane a prendere il pesce, a catturarlo, a squartarlo e a prenderne il cuore, il fegato, la bile e a tenerli perché serviranno. L'immagine del pesce richiama simbolicamente ancora il mostro, le acque notturne, il caos, il male. C'è la conquista di ciò che fa male e viene trasformato in ciò che diventa utile. Durante il viaggio si fermano in una famiglia di ebrei, parenti di Tobia, dove c'è una giovane ragazza di nome Sara, che ha avuto delle vicende dolorose. Ha già sposato diversi uomini, ma sono morti tutti, uccisi da un demonio. Questa ragazza è sotto il controllo di un demone, Asmodeo, geloso di lei. E questo demone le uccide i mariti la prima notte di nozze. Tobia si innamora a prima vista di Sara e la chiede in sposa. Il padre esita a dargliela perché sa che fine fanno i mariti, ma lui insiste e, consigliato da Raffaele, metterà quelle interiora del pesce sul braciere e con quei fumi allontanerà il demone Asmodeo, che verrà bloccato da Raffaele. E i 2 si uniranno in matrimonio e potranno vivere felici e contenti. Celebrano le nozze,
Raffaele va a ritirare i soldi, Tobia e Sara, sposi felici, ritornano a casa e ancora, con l'interiore del pesce, Tobia guarirà il vecchio padre, che recupererà la vista, riotterrà i soldi, avrà il figlio sano e salvo, con una bella sposa e una ricca dote, e vissero tutti felici e contenti. Ci sono dei problemi nella vita, talvolta i giusti soffrono, ma la mano di Dio pian pianino rimette tutto a posto. È una storia di provvidenza, di intervento salvifico di Dio. Nel libro di Ester si racconta una liberazione, altra storia di donne. Ester è una povera ragazza di Israele che vive nell'ambiente persiano e viene scelta, proprio perché bella, a diventare regina di Persia e finisce nel grande harem di Assuero, quello che noi dalla storia greca conosciamo come Serse. Un ministro di Assuero, Amman, è indispettito dall'atteggiamento di Mardocheo, un ebreo che non vuole piegare le ginocchia davanti all'autorità. Mardocheo è parente di Ester. Mardocheo è l'immagine dell'ebreo fedele che anche all'estero non viene meno alla sua fedeltà religiosa. Perciò è perseguitato dall'empio Amman, il quale fa firmare al re un decreto di sterminio di tutti gli ebrei. Mardocheo cerca di contattare Ester e le chiede di parlare al re in favore del suo popolo. Ester rischia la vita perché non può presentarsi alla presenza dell'imperatore se non è chiamata. Potrebbe essere condannata a morte, ma rischia. Ester si presenta davanti a Assuero e intercede per il suo popolo. Invita il re a pranzo nell'harem e lo invita insieme al primo ministro Amman. E durante il banchetto la regina svela al re il complotto del primo ministro. Il re va su tutte le furie e condanna a morte Amman, che viene subito impalato. Il decreto contro gli ebrei è trasformato e c'è il capovolgimento della sorte. Questa storia è all'origine della festa ebraica di Purim, che vuol dire appunto le sorti. Dio ha capovolto la sorte. Gli ebrei perseguitati dovevano essere distrutti e invece sono prodigiosamente liberati e salvati. L'empio che voleva far loro del male è stato a sua volta distrutto. Dio salva gli umili, i poveri, i deboli, che si fidano di Lui. E la stessa storia viene ancora ripetuta nel racconto di Giuditta, un'altra donna, che porta il nome femminile di Giuda, è la Giudea, è l'immagine della donna fedele. Qui ci troviamo di fronte ad una autentica favola, anche coi nomi geografici inventati. Protagonista negativo è un generale cattivissimo, Oloferne, che vuole conquistare Gerusalemme e l'ultima roccaforte prima di arrivare alla città santa è Betulia, una città che non esiste, è una immagine simbolica, vorrebbe dire la Vergine di Dio, è l'immagine della città fedele. Circonda questa città di Betulia, la assedia e sta per conquistarla. Dentro gli uomini non sanno che cosa fare, finché non compare Giuditta, una giovane vedova,
l'immagine di una donna integra, onesta, fedele, rispettosa della legge, la quale si assume l'onere di salvare il suo popolo. Esce dalla città con la serva. In forza della sua bellezza si fa accogliere nell'accampamento di Oloferne. Seduce il generale, lo illude, si lascia portare a letto, ma ormai ubriaco Oloferne crolla e lei con la sua spada gli taglia la testa. La serva mette la testa nel sacchetto della spesa e le due donne, nottetempo, ritornano nella città di Betulia. È una storia che abbiamo già letto nei libri di Samuele. Il piccolo Davide sconfisse il grande Golia e con la sua spada gli tagliò la testa. Qui abbiamo la storia di una donna inerme che elimina il grande generale che credeva di essere Padre Eterno. Al mattino i soldati, trovando il re, il generale morto, si danno alla fuga. Betulia è liberata, all'interno della città fanno festa e cantano in onore di Giuditta: benedetta tu fra le donne, sei la donna più gloriosa, tu gloria di Gerusalemme, letizia di Israele, onore del nostro popolo. Una donna sola e debole ha sconfitto un esercito di uomini. Anche questa è teologia narrativa, è una storia didattica. Il piccolo resto di Israele, povero ma fedele, può con la spada della preghiera vincere ogni nemico. È la fiducia in Dio che salva, non i mezzi e le strutture umane. Anche questa teologia così varia è aperta al messaggio evangelico. Il servo di Dio, Gesù, nella sua debolezza, nella sua mitezza, come vittima sarà il vincitore e allargherà a tutti i popoli la salvezza di Dio. E così chiudiamo la nostra carrellata introduttiva all'Antico Testamento. Concludiamo questa serie e ci diamo l'appuntamento per una nuova serie di approfondimenti ulteriori. Arrivederci.